Eton College, scuola di osteopatia. Eccoci allora in attesa del secondo tempo di Vicenza-Padova. Vi ricordo che dopo la gara di oggi mancheranno 10 partite alla fine del campionato, 5 in casa e 5 fuori, sia per il Vicenza che per il Padova. Il Vicenza avrà 5 partite casalinghe, alcune abbastanza insidiose, perché il Vicenza giocherà su questo campo contro Juve Stabia, Sampdoria, Nocerina, Modena e Bari alla penultima, mentre il Padova avrà in casa Crotone già la prossima settimana, sabato, poi Pescara nello scontro diretto, Sassuolo altro scontro diretto, poi Gubbio e all'ultima l'Ascoli. In trasferta invece il Vicenza avrà l'Albino Leffe sabato, poi a Gubbio, il Vicenza poi andrà a Pescara, a Empoli e l'ultima a Reggio Calabria. Bisogna vedere appunto se la Regina sarà ancora in corsa per qualche obiettivo. Il Padova invece fuori casa le sue 5 partite le avrà a Livorno, a Castellammare, poi a Grosseto, a Torino contro il Toro di Ventura e alla penultima andrà a Nocera. Diciamo che in trasferta il Padova ha un solo scontro diretto, quello di Torino alla quartultima, ma ha altri 2 scontri diretti in casa però a suo vantaggio. Il Pescara di Zeman tra 4 partite e poi il Sassuolo. 3 scontri ancora fondamentali per il Padova: Pescara, Sassuolo e Torino. Ma bisogna vedere appunto come si concluderà questo derby. Per il momento Padova avanti per 1-0, gol di Succi, una scelta azzeccata quella di Alessandro Dal Canto. Nessuno si aspettava di vedere Succi dall'inizio quest'oggi, soprattutto a spese di Cacia, spedito in tribuna, perché in panchina i 3 attaccanti sono Allenius, Cutolo e Dramé. E invece insomma ci ha visto bene Dal Canto, perché per il momento Succi è l'uomo del derby. Tra l'altro, se dovesse finire così, sarebbe un successo storico per il Padova, che non batte il Vicenza esattamente da 54 anni qui allo Stadio Menti. Allora era il campionato di Serie A e finì 2-1 per il Padova. In Serie B bisogna tornare al 1942, prima della guerra. Praticamente sono passati 70 anni da quell'1-0 in Serie B del Padova qui al Menti 70 anni fa. Il Romeo Menti era stato appena costruito, perché il Menti di anni ne ha 77, dunque lo stadio aveva 7 anni di vita quando il Padova vinse qua in B 1-0. Da allora in B il Padova non ha più vinto in casa del Vicenza. Si parte con il secondo tempo. Il primo pallone del match di questa ripresa viene giocato dal Padova. Arriva il fischio di Pinzani, facciamo scattare dunque il cronometro. All'indietro il passaggio per gli Legati. Ancora Legati, il Padova in campo con Perini in porta, Donati, Legati, Trevisani e Renzetti in difesa, Bovo, Cuffa, Marcolini e Bentivoglio a centrocampo, Ruopolo e Succi in attacco. Qui c'è fallo di Rigoni. Per il Vicenza in porta Frison, la difesa Martinelli, Zanchi e Gianni. A centrocampo Gavazzi, Rigoni, Pinardi, Botta e Bianco. In attacco Maiorino a sostegno di Ambruscato. Nessun cambio né per Massimo Beghetto né per Alessandro Dal Canto. Batte lungo Perin, pallone che spiove sul limite, Zanchi di testa che anticipa Succi, poi il passaggio laterale di Pinardi. Bianco, la profondità di Bianco per Maiorino che controlla, ancora Maiorino disturbato da Legati, subentra il solito Pinardi che un po' dappertutto lì in mezzo, all'indietro Abbruscato, poi Gavazzi non si avvicina nessuno, deve fare tutto da solo Gavazzi, che cerca l'affondo, deve allargarsi però, lo aspettano in 2. Gavazzi, difficile la situazione per lui, conquista rimessa laterale, non poteva ottenere di più. La rimessa dunque del Vicenza, movimento a bordo campo, si scaldano in parecchi. Pallone per Pinardi, cerca la carambola sull'avversario, Alex Pinardi alla fine la trova e siamo al terzo calcio d'angolo a favore del Vicenza. Va rapidamente a recuperare palla Alex Pinardi, stringe i tempi il Vicenza. 1 minuto e mezzo dall'inizio di questo secondo tempo. A saltare anche Rigoni, arriva il pallone sul primo palo, mischia la palla che si avvia verso la linea di fondo, la tiene dentro il Padova sul rilancio. Attenzione alla conclusione di Bianco che sbaglia completamente, palla alla bandierina, il tiro di Bianco. 2 minuti dal via, rivediamo il calcio d'angolo col Padova che non riesce a rinviare benissimo. L'azione si chiude con il sinistro di Bianco, pallone alla bandierina, la prende male, la prende di esterno Bianco. Ancora Zanchi che anticipa a Ruopolo, ricaccia la palla in avanti Bianco, poi Bentivoglio, parte Donati che domani si aggregherà all'Under 21 di Ferrara, sia lui che Pinsoglio sono 2 convocati ovviamente entrambi qui stasera per il posticipo, poi da domani per un paio di giorni con l'Under di Ferrara. Ruopolo nonostante la fasciatura colpisce di testa. Cuffa
Marcolini. Si fa sentire la curva del Vicenza che sprona la squadra di Beghetto. Una sconfitta potrebbe complicare molto il percorso verso la salvezza della squadra di Beghetto, attesa a uno spareggio vero e proprio sabato al Comunale di Bergamo contro l'Albino Leffe. Pallone che si perde sul fondo, con calma va al rinvio il portiere Frison. Movimento dunque a bordo campo, si scaldano in tanti. Vedremo se entrerà un attaccante in più nel Vicenza. L'unico a disposizione è Paolucci. Aspettiamo le mosse di Beghetto. Intanto si lamenta Bruscato, però non c'è fallo. Il lancio per Ruopolo, con i piedi esce dall'area di rigore Frison, la mette in fallo laterale. Bruscato si è lamentato con Pinzani per una trattenuta. Rimessa del Padova effettuata. Donati, Marcolini, è tutto solo e si propone Succi che avanza. Ruopolo a vuoto Zanchi. Ruopolo fa filtrare, area di rigore, Cuffa con i piedi, Frison che anticipa Cuffa. Bella trama del Padova, sempre con palla bassa. Esce dalla fase difensiva in Vicenza, si lotta su questo pallone, ha toccato Trevisan, può ripartire ancora il solito Gavazzi che continua a imperversare da questa parte, stavolta però perde lucidità sull'ultimo controllo e sbaglia. Il lancio lungo del Padova con Renzetti, ferma tutto Zanchi che mette in fallo laterale. Rivediamo l'azione di prima con Ruopolo, Zanchi non ci arriva, palla filtrante di Ruopolo, anticipato Cuffa all'ultimo dall'uscita di Frison. Tutto questo dopo 4 minuti nel secondo tempo. Passaggio in avanti per Maiorino che lotta, palla fuori, dovrebbe essere rimessa laterale a favore del Vicenza, infatti è così. Gavazzi con le mani, ancora Maiorino all'indietro, Alex Pinardi, Zanchi per Frison. Ha subito un gol un po' particolare Frison, non del tutto esente da colpe, è stato però molto bravo Succi a prendere il tempo al portiere del Vicenza e a batterlo con un tiro, se vogliamo, anche lento ma molto preciso, che non ha dato tempo di reazione proprio al portiere vicentino. Sul lancio lungo prova Zanchi ad uscire in anticipo, il fallo è di Ruopolo, calcio di punizione, contatto ancora Zanchi e Ruopolo dopo la testata tra i due nel primo tempo. Eccola la spinta che c'era di Ruopolo, punizione di Pinardi. Maiorino che allarga ma sbaglia, molti gli errori in appoggio nella Vicenza, specie nei primi 20 minuti del primo tempo. Zanchi, Martinelli, Gavazzi, ha bruscato di petto, Rigoni, parte lui, un po' di spazio, in ritardo Cuffa, Rigoni che la mette sul palo lontano, è una conclusione a metà tra un tiro e un cross, non ne viene fuori nulla di importante, rimessa dal fondo. È avanzato bene a Rigoni approfittando della chiusura ritardata di Cuffa, poi però incerto se tirare in porta o metterla in mezzo, ha scelto una soluzione intermedia. Ruopolo fermato da Zanchi, un Ruopolo che mi pare abbastanza condizionato come inevitabile dalla fasciatura in testa. Ancora allontana Zanchi, Marcolini a cercare Succi, lancio è buono di Marcolini, Succi di petto, prova di tacco, la finezza eccessiva di Davide Succi, viene via Gianni. Lancio lungo per Abruscato, alle prese con Legati, poi Maiorino per Abruscato, steso, c'è fallo, calcio di punizione, giusta la decisione di Pinzani, sta arbitrando bene finora Riccardo Pinzani, l'arbitro di Empoli, ha ammonito finora Trevisan e Perin. Rivediamo il fallo netto da dietro di Elia Legati, calcio di punizione. Allora si candidano i tiratori del Vicenza, una posizione buona questa per tirare in porta, forse Pinardi direttamente in porta. Sì, è Pinardi, rimane in zona anche Bianco, ma Bianco è un mancino, quella è una posizione buona per il destro che è Pinardi, con attenzione sistema la barriera Perin, occhio al destro di Alex Pinardi, si gioca da 7 minuti nella ripresa, vince il Padova 1-0, la rincorsa di Pinardi, fischia l'arbitro, va Pinardi sulla barriera però, palla che spiova in area di rigore, grande mischia, la risolve spazzando via Bentivoglio. Rapidamente al recupero del pallone Gavazzi, non è riuscito Pinardi a sfruttare il calcio di punizione. Gavazzi allora con le mani, giocatore interessante Davide Gavazzi, 25 anni, un esterno di grande gamba, di grande corsa. Il problema del Vicenza è che i palloni Gavazzi li mette in mezzo, ma insomma a parte Abruscato per il momento nessuno è riuscito a usufruire delle giocate di Gavazzi e di Pinardi. Colpo di testa ancora di Pinardi, c'è segnalazione guardalina, la palla è uscita, la rimessa è del Vicenza. Rigoni
Maiorino, torna Cuffa, un po' lento Maiorino, serie di rimpalli, c'è anche Succi, Botta su di lui, alla meglio Botta, attenzione a Gavazzi che si accentra, Botta ha bruscato con la punta, spazza via anticipando tutti quanti e allontana Donati, palla che cade su Marcolini, mi pare fosse fallo, infatti c'è l'arbitro che fa cenno a quelli del Vicenza di stare calmi. Vediamo il contatto, intervento su Marcolini che stava gestendo il possesso del pallone, Pinardi è arrivato in pressione su di lui, calcio di punizione del Padova già battuto. Marcolini, Succi, Cuffa, Ruopolo di prima, ancora Ruopolo, allarga per Marcolini, Marcolini attenzione perché arriva Bovo, pallone buono per lui, area di rigore per Bovo, la mette Bovo, arriva rimorchio Cuffa, di petto Cuffa, poi fermato Marcolini che si lamenta un po', tutto regolare. Bovo, anzi Bentivoglio, rilancio lungo di Bianco, parte Abbruscato, in vantaggio Legati, Legati prima di Abbruscato, alla bandierina Legati che prova a scaraventare la palla lontano, la mette in fallo laterale comunque, la rimessa del Vicenza, Vicenza spinto dai suoi tifosi, cerca il gol del pareggio, 9 minuti nella ripresa ma il Padova tiene. Vicenza un pochino più brillanti in questo più di secondo tempo rispetto al primo, pallone crossato però male, altro errore dei vicentini. Allora Cuffa, Marcolini, adesso il Padova si difende, va di contropiede, viene steso Marcolini, c'è calcio di punizione, arriva l'arbitro e tira fuori il cartellino giallo per Bianco, ammonito anche Bianco, primo ammonito il giocatore del primo ammonito nel Vicenza per questo fallo che stiamo rivedendo. Direi che la decisione ci sta tutta, giallo per Bianco, non era tra i giocatori in diffida Bianco, ne ha 3 diffidati il Vicenza, 10° minuto in corso. Bentivoglio, Donati in mezzo, Marcolini di prima, ancora un buon giro palla del Padova, stavolta il pallone era un po' troppo lungo per Cuffa, Donati centrale, Pinardi, ancora Pinardi e Gavazzi che parlano la stessa lingua, poi Gavazzi all'indietro, Martinelli lungo ancora per Gavazzi che continua a inserirsi e costringe a questa chiusura Trevor Trevisan che spazza in tribuna, la rimessa ancora del Vicenza, Gavazzi con le mani, si propone per il passaggio di ritorno, ancora Gavazzi, salta l'uomo, la mette troppo lungo però, palla direttamente sul fondo. Situazione di classifica al momento, il Vicenza resterebbe quartultimo alla pari dell'Ascoli, il Padova salirebbe da 50 a 53 punti scavalcando il Varese, portandosi quinto col Varese sesto a 52. Colpo di testa di Martinelli, tocco laterale di Rigoni, Rigoni per Gavazzi, Maiorino, lo prende Trevisan, Maiorino lo sfida in velocità e lo salta, se ne va Maiorino, il cross è lento però, Bentivoglio, buona la copertura, partita tatticamente molto importante di Simone Bentivoglio che dà equilibri giusti davanti alla difesa come in questo caso. Lotta Cuffa, Bovo fermato, sbuca Bianco, se ne va in mezzo a 2, buon lavoro quello del giocatore vicentino, attenzione a Gavazzi che ci arriva comunque, lotta Succi, non si risparmiano in campo, Bentivoglio all'indietro ancora, allontana definitivamente Renzetti, di testa Martinelli, di petto Succi, Succi all'indietro, eccolo ancora Bentivoglio, protegge il pallone, poi lo dà Renzetti, Renzetti che salta Rigoni, ancora Bentivoglio, con testa molto fredda, Bentivoglio alza e cerca, trovandolo molto bene dalla parte opposta Donati, viene via da questo fazzoletto di campo Bentivoglio, può partire Donati, Donati d'esterno, controlla con il corpo Ruopolo, ancora Ruopolo, sempre Ruopolo, lascia lì per Donati, Marcolini, sta andando incontro Succi, Marcolini sbaglia, palla intercettata da Bianco, può andare il solito Pinardi che lancia subito su Maiorino, Maiorino la butta in avanti e va a prendersela, Maiorino con Legati, ancora Maiorino che è veloce, Legati in ritardo, la mette in mezzo, Abbruscato non ci arriva, Trevisan su di lui, tutto regolare, rimesso dal fondo. Diciamo che è un Vicenza sicuramente migliore rispetto al primo tempo, un Vicenza un pochino più cattivo, soprattutto un pochino più veloce nel giro palla. Nel primo tempo ha giocato quasi sempre sotto ritmo, meglio in questa ripresa, ma la difesa del Padova per il momento non soffre. L'unico tiro del secondo tempo del Vicenza è quello di Bianco dopo 2 minuti, un sinistro che ha mandato il pallone quasi alla bandierina del calcio d'angolo dopo una mischia in aria. Pressione diciamo così sterile del Vicenza finora, ma il Padova difende e riparte bene. Ruopolo ha recuperato Botta, eccolo il lancio per il solito Maiorino che sembra rientrato un po' più grintoso dopo l'intervallo, buon recupero però di Bobo.
Profondità del capitano per Ruopolo, che evita di prenderla di testa, l'aspetta con i piedi, sbaglia però il controllo, gliela toglie Bianco. Gianni, Zanchi, tensione davanti alle due panchine, il quarto uomo in questo momento sta parlando con Dal Canto, lo invita a stare tranquillo dentro l'area tecnica. Pallone per Maiorino, fermato dall'intervento di Legati. Bianco, il Vicenza che attacca ma non riesce a passare. 13° minuto, centrale per Bianco, tutto il Padova dietro, anche Succi che scala a dare una mano. Gavazzi, Gavazzi ancora, gran partita di Gavazzi, la mette in mezzo Gavazzi, ancora Simone Bentivoglio, per la seconda volta va a chiudere, poi Gavazzi scivola, riparte il Padova, preziosissimo lavoro di Bentivoglio, se ne va Cuffa con una finta, evita Pinardi, la mette per Marcolini, arriva Zanchi però, anticipato Marcolini, Zanchi che attacca, lascia lì per Maiorino, c'è Zanchi in attacco a fare la seconda punta di fianco a Bruscato, vuole il cross lungo Zanchi, la mette corta Gavazzi, area di rigore, Trevisan a chiudere. Marcolini da questa parte per il controllo di Succi, profondo ripiegamento difensivo di Davide Succi che poi alle prese con due avversari, fallo su Succi, calcio di punizione, vedete sulla destra dell'inquadratura Alessandro Dal Canto che poco fa è stato richiamato dall'arbitro e dal quarto uomo. Dal Canto in tensione perché sarebbe una vittoria importantissima per il Padova. Dopo quella di oggi mancano 10 giornate alla fine, il Padova viene da un pareggio 1-1 col Varese, ma la penultima partita giocata l'ha vinta fuori casa a Brescia 2-1 15 giorni fa. Maiorino, Trevisan, comunque un altro Vicenza, questo è indubbio rispetto al Vicenza un po' spento dei primi 45 minuti. Pinardi, Botta, allarga tutto per Bianco. La partita è chiara tatticamente, la vedete, la partita la fa il Vicenza, Padova tutto chiuso dietro e poi veloci ripartenze come ora. Sbaglia però Marcolini, ancora Botta per Bianco, la butta lunga in aria, a chiudere però c'è Elia Legati a cercare Ruopolo, c'è fallo su Ruopolo di Gianni, calcio di punizione, le proteste del difensore Nicolas Gianni, calcio di punizione concesso da Pinzani che fa rifiatare la difesa del Padova. Bovo, seguono con grande trepidazione i 1000 tifosi arrivati qui al Menti che sono assiepati nella curva alla nostra sinistra, alle spalle del portiere del Vicenza Frison. Ha recuperato un buon pallone però il Vicenza, attenzione alla percussione del solito Gavazzi che continua a correre tantissimo, costringe Renzetti a questa copertura, ancora Gavazzi fino in fondo, arriva il raddoppio, ne ha due da saltare, c'è il solito Bentivoglio a raddoppiare, ancora Gavazzi che non molla, Gavazzi fino in fondo con il cross deviato da Renzetti, Gavazzi conquista calcio d'angolo. Boato del Menti per l'ottima partita di Davide Gavazzi, eccolo che rifiata, è andato in apnea Gavazzi, quarto calcio d'angolo per il Vicenza, uno battuto dal Padova. Il minuto è il 16° del secondo tempo, 6 giocatori in area del Vicenza a saltare, arriva il pallone in mezzo, Zanchi non ci arriva, mette fuori il Padova, occhio al contropiede, Ruopolo tirato giù, fallo e calcio di punizione, giusta la chiamata dell'arbitro. Fallo su Ruopolo mentre si è fatto male nell'area di rigore un giocatore del Vicenza sugli sviluppi del calcio d'angolo ed è rimasto a terra in aria. Rivediamo il fallo, eccola la trattenuta su Ruopolo. C'è uno stop nel match perché sul calcio d'angolo si è fatto male un giocatore del Vicenza in aria e si tratta, vediamo di chi, perché sono saltati in 3-4. Per questo stop ci sarà qualcosa da recuperare a fine partita. Intanto sta per entrare Dramé nel Padova, entra Dramé e se ne va Marcolini. Questo è l'episodio per questo contatto, dunque c'è lo stop al match. Nel frattempo vi dicevo esce Marcolini ed entra Dramé con numero 45, dunque un attaccante al posto di un centrocampista. Dal Canto evidentemente ha visto i suoi un po' troppo chiusi dietro, mentre Martinelli, il giocatore infortunato nello scontro di prima, sembra essersi ripreso, anche se ora deve uscire dal campo. Allora se ne va intanto Marcolini, entra Dramé, vediamo che sta parlando con i compagni. Allora Dramé va a prendere la posizione di attaccante aggiunto, dunque davanti adesso Succi, Ruopolo e Dramé. È un 4-3-3 ora quello del Padova, mentre Martinelli chiede di poter rientrare. Ha rinunciato a Marcolini, evidentemente un po' stanco Alessandro Dal Canto, e anziché chiudersi dietro con una scelta coraggiosa, comunque un segnale che dà all'avversario, mette in campo una punta in più. 4-3-3 per il Padova, batte lungo Perin, Succi centro-sinistra, Ruopolo in mezzo, Dramé centro-destra ora.
Bentivoglio, Renzetti, palla dietro, Trevisan, alza il pallone per Ruopolo, eccolo che fa il centrale d'attacco. Ruopolo non riesce la sponda sul centro-destra dove c'era Dramé, pallone del portiere Frison. Abbiamo visto dunque il primo cambio ed è stato del Padova, nessun cambio invece nel Vicenza per ora. Pallone che passa, Donati, Dramé non ci arriva, la tocca Pinardi, Cuffa, buono il lancio in profondità, parte Ruopolo, parte anche Zanchi che si lancia sul pallone, lo tocca per ultimo il capitano del Vicenza, la rimessa del Padova. Lascia lì il pallone Ruopolo, da lontano arriva Renzetti. I minuti intanto passano, siamo al 18esimo, è iniziato il 19esimo adesso. In sottofondo i cori che sentite dalla curva vicentina, tifosi del Padova concentratissimi in questo momento su quanto accade in campo. Allontana la difesa del Vicenza, recupera solo per un istante però Renzetti, la rimessa comunque a suo favore. Eccolo Francesco Renzetti con le mani, invoca il pallone Succi, non lo serve, va su Dramé. Renzetti, ancora Renzetti, carambola su Pinardi, poi Gavazzi, rinvio di Martinelli, pallone giocato male, palla in fallo laterale. Sarebbe la quarta partita di fila senza segnare per il Vicenza se anche oggi non dovesse mettere un pallone alle spalle del portiere avversario. Problema piuttosto serio a 10 giornate dalla fine il fatto che il Vicenza faccia così fatica a segnare. Vicenza al momento quarto ultimo con l'Ascoli, andrebbe al play out. Passaggio dietro, Gianni, Zanchi. Io credo che tra non molto vedremo in campo anche Paolucci, un attaccante in più che servirebbe. Tanto finisce giù Pinardi ma si rialza. Gavazzi, pallone allargato da questa parte con Trevisan che va a chiudere, poi palla che finisce oltre la linea di fondo. Intervento di Trevisan, ci sarà calcio d'angolo, il quinto della partita a favore del Vicenza, già battuto, quinto calcio d'angolo, palla che spiove in mezzo, attento Succi che libera. Bovo, allontana Cuffa, occhio a Dramé, è fresco, appena entrato, va via veloce Dramé, fermato, a rimorchio arriva però ancora Bovo, allarga Bovo per Ruopolo, Ruopolo pallone di ritorno per Bovo, area di rigore, fermato Bovo, si lamenta Ruopolo per un fallo su Bovo che secondo il guardaline non c'era, voleva fallo, sarebbe stato calcio di rigore in quel caso perché eravamo dentro l'area, il guardaline lì vicino ha fatto giocare. Lungo rinvio sbagliato però da parte di Maiorino che mette la palla fuori. Rivediamo l'episodio. Bovo, no, non mi pare ci sia nulla, un contatto di gioco, ha visto bene l'assistente. Con le mani Gavazzi, Maiorino cambia dalla parte opposta per Bianco. Il Vicenza continua sì ad attaccare ma non produce occasioni da gol e siamo arrivati quasi alla metà del secondo tempo. Pallone alzato per Abruscato, prova ad arrivarci, contatto tra Abruscato e Trevisan, anche qui non c'è assolutamente nulla. Abruscato si lamenta ma è un contatto leggero, lo rivediamo, il pallone lungo di Bianco, la palla spiove su Elvis Abruscato, si vede solo il braccio sinistro di Trevisan che tocca da dietro l'avversario già in volo, ma sinceramente ho seguito l'azione, non mi sembrava assolutamente di aver visto falli da rigore. Quasi metà secondo tempo, 21 minuti ora. Decide sempre il gol di Succi al 13esimo del primo tempo. Il Padova, ripeto, sarebbe quinto in classifica scavalcando il Varese. Profondità di Trevisan, Martinelli di testa, ancora Pinardi che continua a costruire gioco, lo attacca Dramé, allarga Pinardi, Bianco, si fa vedere Abruscato, all'indietro il pallone, Bianco, pressing di Legati, dovrebbe aver toccato Legati, sì, per ultimo la rimessa è di Bianco. Cambio allora, il primo cambio nel Vicenza, in effetti era abbastanza facile prevederlo, dentro l'attaccante Paolucci e se ne va numero 7 Maiorino. Il cambio arriva a metà secondo tempo, 22 minuti nella ripresa, dentro col 27 Paolucci. Ora una coppia di attaccanti veri, attaccanti puri diciamo così, Paolucci più Abruscato. Abruscato in rovesciata, subito per Paolucci che non ci arriva, allontana il pallone Trevisan, lateralmente Martinelli, Gavazzi, sempre pronto al raddoppio il Padova su Gavazzi, ha capito chiaramente che Gavazzi è l'uomo più pericoloso. Alessandro Dal Canto ha chiesto ai suoi centrocampisti di raddoppiare sempre su di lui. La rimessa del Padova,
Bentivoglio, Renzetti, alza il pallone per Cuffa che lo sfiora. Dramé, parte Dramé, nessuno in marcatura, Dramé velocissimo, Dramé, una finta, ancora Dramé, carica il destro, Dramé cercava di chiudere con l'interno del destro, la prende invece di mezzo esterno, la palla che si perde alla bandierina. Ci ha provato Dramé. Metà esatta del secondo tempo. Tiro del senegalese Ousmane Dramé, giocatore di 20 anni, un 92. Ancora Gavazzi, deve fermarsi, poi lascia per Pinardi. Sempre loro due che dialogano, cercano di trascinare il Vicenza a una rimonta che più passano i minuti più appare complicata. Lancio per Paolucci troppo lungo. Il Vicenza ha tanta buona volontà ma per il momento non punge. Da ricordare in questo secondo tempo solo 2 tentativi, uno di Bianco al secondo minuto per il Vicenza, un tiro dal limite con palla alla bandierina, e uno di Cuffa fermato da Frison al quarto minuto per il Padova. Renzetti prende qualche rischio, fallo di Gavazzi su Renzetti, calcio di punizione. Si agita davanti alla panchina Beghetto, davanti alla panchina del Vicenza continua a muoversi Massimo Beghetto, che capisce che la situazione sta prendendo una pessima piega anche per lui. Non ha conquistato nessun punto Beghetto da quando è diventato capo allenatore del Vicenza. Ruopolo attacca da sinistra Cuffa, Cuffa per Dramé, intervento in anticipo di Gianni, la rimessa del Padova. Non vince da 12 partite che potrebbero diventare 13 se non vince oggi il Vicenza. Effettuata la rimessa su Bentivoglio, Renzetti la mette lui per Ruopolo che va a staccare, pallone troppo alto però, disimpegna Bianco, non ci arriva Paolucci, occhio perché il pallone passa comunque, velocissimo a rimorchio allora il centrocampista Botta, prepara il cross, pallone per il portiere Perin che per poco non si scontra con Trevisan. Esce senza paura Perin sui piedi di Trevor Trevisan. Rivediamo la giocata di Botta che la mette troppo sul portiere. Perin non difficile la sua parata. All'indietro il passaggio di Cuffa, Renzetti, ancora Bentivoglio, Cuffa, Bentivoglio. Devo dire che sono talmente tanti i centrocampisti a disposizione di Dal Canto che dove pesca comunque pesca bene, perché oggi fuori Milanetto, fuori Italiano, fuori Gidai, fuori Lazarevic, ha scelto la coppia Bovo Bentivoglio più Cuffa e tutti stanno giocando un'ottima partita lì in mezzo. Dramé, ancora Bovo, palla sul limite, Ruopolo che non riesce a stoppare, disturbato da dietro, riparte Pinardi da questa parte ancora per Gavazzi che ha ancora energie da spendere. Indubbiamente è quello che ha corso più di tutti, forse in assoluto tra Padova e Vicenza, è proprio il giocatore che ha macinato più chilometri. Gavazzi, Dramé, avanza Renzetti, Succi steso da Zanchi, c'è fallo, calcio di punizione, arriva l'arbitro, giallo per Zanchi, ammonito il capitano e siamo a 2 ammoniti nelle file del Vicenza. Zanchi dopo Bianco. Zanchi era diffidato e salterà la partita con l'Albino Leffe, una brutta perdita questa. Mentre nel Vicenza fuori Rigoni e dentro Paro, fuori il numero 24 Rigoni che si è visto poco nel secondo tempo e dentro un uomo d'ordine come Matteo Paro al 26esimo della ripresa. Rivediamo intanto l'intervento di Zanchi che gli costa il cartellino giallo, era in diffida e anche lui come Trevisan del Padova. Salterà la prossima, Trevisan salterà Padova Crotone, Zanchi salterà Albino Leffe e Vicenza. Altri difensori però ne ha a disposizione Beghetto, c'è Tonucci che potrebbe rientrare, c'è il giovane Brighenti, insomma ci sono altre possibilità per il Vicenza. Calcio di punizione per il Padova intanto, punizione battuta in mezzo, occhio perché c'è una segnalazione guardalinee sulla battuta di Renzetti, si è alzata la bandierina laggiù in fondo, eccolo l'assistente dell'arbitro, assistente che è Ranghetti da quella parte. Calcio di punizione per un fuorigioco segnalato dunque al 27esimo. Calcio di punizione affidato a Frison. 18 minuti, ormai 17 alla fine. Paolucci lo ferma Trevisan sul rimpallo, Renzetti, occhio perché Renzetti non si è accorto della presenza dell'avversario alle sue spalle. Paro voleva la rimessa laterale, Guardalini invece la dà alla Padova. Le proteste di Matteo Paro nei confronti dell'assistente Meli, Filippo Meli di Parma, che dà la rimessa al Padova.
tutti marcati. Pallone lungo per Ruopolo che non ci arriva, parte Martinelli, in avanti Martinelli, sponda di Abbruscato, attenzione a Bianco, il cross in mezzo, intercetta la difesa del Padova, sempre molto attenta, poi esce e la porta fuori Succi per Dramé, un po' lungo, vantaggio Zanchi, passaggio per Frison, sul rinvio del portiere a centrocampo Paro che non ci arriva. Bianco ha due registi adesso in campo il Vicenza, Paro che gioca più avanzato e poi Pinardi un po' più indietro. Paro ha anche un buon tiro da fuori, vedremo se le indicazioni di Beghetto per Paro sono anche quelle di buttarsi dentro negli spazi. Intanto Botta lanciato, limite dell'area, Botta vince il tackle, Botta, il cross è buono sul dischetto del rigore, pallone che passa, allontana Cuffa, pallone a destra, Gavazzi respinge il portiere, mischia, allontana la difesa del Padova, è arrivata la prima palla gol del secondo tempo con il migliore in campo del Vicenza, ancora Gavazzi, palla recuperata dal Vicenza che spinge ora, molto bravo Perin sul tiro di Gavazzi, nuovo cross in mezzo, sfiora di testa Trevisan, ancora Gavazzi che prova ad arrivare e ci arriva senza fare fallo, Gavazzi alle prese con Renzetti, segnalazione di fallo da parte del guardaline, fallo a favore del Vicenza. Strepitosa partita di Davide Gavazzi che conquista calcio di punizione, rivediamo il suo tiro, gran botta, bravissimo Perin che si oppone. 29esimo minuto del secondo tempo, 16 alla fine, Gavazzi fermato da Perin, tutto il Vicenza in attacco, occhio alla punizione di Matteo Paro che da lì può solo metterla, vediamo se la mette sul primo o sul secondo palo. Nell'area piccola c'è Abbruscato, altri 5 giocatori biancorossi sparsi dentro l'area di rigore del Padova, c'è anche Zanchi a saltare, c'è Martinelli, marcatura a uomo ovviamente, palla dietro invece di Paro per Pinardi, la mette lui, sul dischetto c'è Ruopolo, allontana Ruopolo ma il Padova è tutto dietro, non c'è più nessuno in attacco, attacca il Vicenza con Bianco, ancora Ruopolo da difensore aggiunto, ma il Padova è troppo chiuso, sta urlando dal canto ai suoi di non farsi schiacciare dietro. Mezz'ora del secondo tempo, Vicenza che spinge a tutta per l'1-1, Paro, Bianco, avanzano tutti ormai i difensori vicentini, Pinardi la butta lunga lui sul limite dell'area di rigore, si lotta, pallone sporcato da un difensore, ripallo che favorisce Cuffa che poi viene esteso, c'è fallo, arriva il giallo, Martinelli ammonito pure lui e attenzione perché Martinelli era anche lui in diffida e comincia a diventare pesante la situazione dei cartellini per il Vicenza che perderà per squalifica Martinelli e anche Zanchi. Gli ultimi due giocatori tutti e due diffidati salteranno Bergamo, sono brutte notizie queste per l'allenatore del Vicenza che dovrà ridisegnare la difesa. Oggi giocano Martinelli, Zanchi e Gianni, la prossima la salteranno sia Martinelli che Zanchi e dunque dovrà fare scelte forzate praticamente Massimo Beghetto. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, poco fa gran parata di Perin su Gavazzi, colpo di testa di Trevisan, Renzetti, Dramé, comunque la scelta di mettere in campo una terza punta per il Padova di Dal Canto è proprio mirata a questo gioco che ormai il Vicenza sta facendo anche con i difensori, ha scelto di giocare con tre punte veloci perché spera di chiudere il match con un contropiede Dal Canto, lancio di botte sbagliato, Trevisan va sull'esterno pronto a battere lungo, eccolo il rinvio, pallone intercettato di petto da Pinardi, non c'è fallo di mano visto bene l'arbitro, parte ancora il Vicenza, Gianni lunghissimo, troppo lungo, facile l'intervento di Perin che perde qualche secondo tenendo lì il pallone. Con l'Albino Leffe per il Vicenza potrebbero tornare Bastrini sicuramente e Tonucci. Pallone lungo, controlla Ruopolo a cercare Dramé, un po' lungo, scaraventa la palla fuori Bianco, aspetta la rimessa laterale il Padova. Ultimo quarto d'ora dunque di partita, hanno ripreso fiato i tifosi del Padova che sentite in sottofondo incitare la formazione di Dal Canto. Ruopolo con la punta, non c'è fuorigioco, attenzione a Bovo che entra in area, Bovo la mette in mezzo, troppo forte per Succi, prosegue però l'azione del Padova, controlla e va sull'esterno Renzetti, alla bandierina quasi, il cross è buono in mezzo, allontana Gavazzi da difensore aggiunto, in questo caso Gavazzi davanti alla propria porta, poi sbaglia Paolucci, allora Elia Legati, stava rientrando Renzetti, lo serve in controtempo Legati, Martinelli con i piedi Frison,
Ancora Gavazzi, fermato da Cuffa, poi Dramé, vince il tackle, Dramé prepara il tiro, Dramé, gran destro, Dramé si allunga e la tiene lì Frison in 2 tempi. Prima occasione da gol anche per il Padova in questo secondo tempo al 33esimo con Dramé. È proprio per questo che l'ha messo dentro dal canto, per questo tipo di azioni di rimessa. Lui che è velocissimo, è andato al tiro con il destro, pallone parato dal portiere Frison. Qui c'è fallo su Paolucci, calcio di punizione fischiato da Pinzani. Si allontana Bobo, punizione battuta da Pinardi. Avanzano i giocatori del Vicenza, Paro. Da questa parte il solito Gavazzi che ne ha ancora da spendere. Gavazzi in area per Paolucci, Paolucci fuori. Allarga il gioco ancora il Vicenza, colpito a terra Gavazzi, molto sfortunato qui Gavazzi, colpito dal pallone di Botta. Poi l'ultimo a toccare Martinelli, la rimessa è del Padova. Le urla di Dal Canto, la palla è uscita a 1 metro da lui, guardate come passeggia l'allenatore del Padova, non riesce a stare fermo, si aggrappa alla panchina. Sarebbe un successo importantissimo a 10 giornate dalla fine per il Padova. Considerato anche che stanno rinvenendo forte sia il Brescia che la Samp di Iachini. Grande lotta per le ultime 2 posizioni del playoff, al momento sono dentro Padova e Varese e sarebbero fuori Brescia, Samp e Reggina. Di queste 5, 2 vanno al playoff, 3 restano fuori. Attacca il Vicenza, Bianco, la mette Bianco sul limite dell'area e attento Legati. Ancora Bianco che ci prova, colpo di testa ma fallo di Bianco che commette carica, dunque calcio di punizione, fallo su Bobo. Calcio di punizione concesso da Pinzani che continua a dirigere bene in questo match. Non è mai stato un match duro, cattivo, però ogni tanto ci sono stati alcuni momenti di tensione. L'arbitro ha tirato fuori sempre i gialli al momento giusto. Una buona direzione quella dell'arbitro di Empoli, Riccardo Pinzani. Lancio lungo sul limite, sfiora Zanchi, occhio a Ruopolo. Sulla spizzata di Zanchi è più veloce Ruopolo. Ruopolo sotto la curva ai tifosi del Padova. Tiene lì il pallone, fa passare altri secondi. Si guarda intorno a Ruopolo. Poi Cuffa ancora all'indietro. Bentivoglio. Ancora Ruopolo. Bentivoglio non ha buttato via un pallone finora. Renzetti. Dramé. Ancora Dramé. In velocità Dramé. Ruopolo si incarta. Sbaglia il pallone di ritorno. Lotta però Ruopolo. Una mischia. La risolve il Vicenza. La palla non si allontana. Ancora Ruopolo. A sportellate Ruopolo. Fallo su Botta. Calcio di punizione. Già battuto da Martinelli. Protesta Ruopolo ma l'azione riparte veloce. Botta in mezzo. Occhio perché c'è spazio per Pinardi. Un po' scoperta la difesa del Padova. Pinardi allarga. Arriva Bianco. Stanno rientrando precipitosamente quelli del Padova dietro. Siamo all'80esimo. 10 alla fine più recupero. Sul rimpallo Dramé. Dramé per Bentivoglio che scaraventa la palla il più lontano possibile. Pallone che cade nel settore di Frison. Anche ai 3 attaccanti Dal Canto sta chiedendo di coprire ormai perché mancano solo 10 minuti alla fine. Devono rientrare soprattutto Dramé e Succi con Ruopolo che può restare in avanti. Lancio profondo da parte di Paro ma sbaglia tutto e regala il pallone a Perin. Perin che tiene lì il pallone. Fa passare qualche altro secondo prima dell'arrivo di Abruscato. Dopo il successo di Brescia 2 settimane fa per 2-1 potrebbe arrivare la seconda vittoria consecutiva per il Padova. Una vittoria importantissima nel derby qui a Vicenza dove il Padova non vince dal 58. Una vittoria storica dopo 54 anni ma ci sono ancora 10 minuti e il Vicenza sta attaccando con la forza della disperazione. Attacca intanto il Padova di rimessa, va Ruopolo verso la linea di fondo. Ancora Ruopolo che la tiene lì, aspetta Cuffa, non riesce però a servirlo. Martinelli al rinvio, Gavazzi che continua a correre. Gavazzi recupera, la scarica in mezzo per Paro, Paro per Botta, ancora per Gavazzi, la panchina del Vicenza ha chiamato rapidamente un giocatore che deve entrare tra pochi istanti, un altro cambio, grande fermento sulla panchina vicentina, il lancio lungo di Bianco, palla sul limite, attenzione a Trevisan che stoppa di petto e spazza via, tra poco in campo nelle file del Vicenza Mattia Mustacchio, maglia numero 9. Un mezzo attaccante, diciamo così, nasce attaccante, può fare anche però altri ruoli a ridosso delle punte. Vedremo dove lo schiererà il tecnico del Vicenza Beghetto. Paolucci in mezzo a 2, non riesce a passare Paolucci, va a chiudere Donati, recupera il pallone Botta che deve tornare però all'indietro. Bianco, Botta in controtempo Matteo Paro, riparte veloce il Padova, occhio al lancio profondo per Ruopolo che si allarga, lo prende Zanchi alla fine dell'azione dentro Mustacchio nel Vicenza e sarà l'ultimo cambio dopo gli ingressi di Paolucci e Paro. Congela il pallone il Padova con Cuffa per Trevisan, pallone gestito da Elia Legati,
La curva del Vicenza chiede l'ultimo sforzo agli uomini di Massimo Beghetto per evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta consecutiva. Vicenza che sta sprofondando pericolosamente verso la zona play-out. Palla su Dramé, Dramé all'indietro ancora, partecipa all'azione Succi, poi l'apertura sbagliata, forse il primo pallone sbagliato da Bentivoglio in tutta la partita. Dopo 82 minuti, cambio, entra il numero 9 Mustacchio e finisce la partita dall'esterno sinistro Bianco. Dunque fuori il mancino Bianco, dentro Mustacchio col 9. Vediamo se il cambio avviene subito. La panchina, vedete il team manager del Vicenza con la lavagna luminosa in mano, Enzo Ometto, che chiede al giocatore Bianco di uscire dal campo ad ampi gesti. Il team manager vicentino, ma Bianco non ha capito e non può entrare, ovviamente. Se non esce Bianco è chiaro che non può entrare Mustacchio, mentre è pronto ad entrare anche Allenius nel Padova. Adesso il cambio alla fine arriva, dentro Mustacchio e fuori Bianco, mentre nel Padova finisce la partita dell'uomo del match, cioè Davide Succi. Ancora no, perché il gioco è ripartito. Tra poco entrerà Allenius per Succi. Un po' di confusione al momento di questi cambi. Comunque 38esimo del secondo tempo, è entrato Mustacchio, non ci sono più cambi per il Vicenza. Ne ha ancora uno dopo quello di Allenius, invece il Padova che ha messo dentro solo Dramé per Marcolini. Passaggio da questa parte, ancora Gavazzi, Gavazzi per Paro, Paro aspetta che si proponga Paolucci, la mette Paolucci, la girata da parte di Abbruscato e la parata del portiere Perin. Tentativo di Abbruscato, c'era anche Gavazzi che si è lanciato sul pallone. Rivediamo il cross di Paolucci, provano a intervenire quasi in contemporanea Gavazzi e Abbruscato e alla fine recupera il pallone Perin che va a rinvio. Sempre fuori Linus Allenius, che entrerà alla fine di questa azione, io credo. Qui c'è fallo su Ruopolo, calcio di punizione, fallo di Martinelli. Cambio dunque per il Padova, dentro Allenius e si chiude la partita di Succi. Grandi applausi dalla curva dei tifosi del Padova, laggiù in fondo 1000 tifosi al seguito della formazione di Dalcanto che applaudono l'uscita di scena di quello che è l'uomo del match finora, cioè Davide Succi, che saluta, lo vedete lì sulla destra, saluta Succi, i suoi tifosi e se ne va. Prima da titolare dopo tanto tempo per lui, a sorpresa schierato dall'inizio da Dalcanto. Grande partita, un gol fondamentale, quello al 13esimo del primo tempo. Ecco Succi che torna in panchina, dentro Allenius. Rimane comunque con tre attaccanti in campo, Alessandro Dalcanto, adesso Ruopolo più Allenius più Dramé, con Dramé chiaramente che fa più ruoli, essendo entrato da poco, rientra di più, partecipa di più all'azione difensiva. Rimessa laterale per il Vicenza, siamo ormai negli ultimi 5 minuti di partita. Il Vicenza ha avuto una sola occasione da gol in tutto il secondo tempo, con Gavazzi al 29esimo, grande la risposta di Perin. Dalla parte opposta occasione per Dramé al 33esimo, destro parato dal portiere Frison. Queste le occasioni principali del secondo tempo nel quale la squadra di Dalcanto ha difeso bene il gol di vantaggio. E adesso, quando siamo a 5 dalla fine, il Padova è sempre avanti. Allenius appena entrato non riesce a arrivare su questo pallone, ostacolato da Martinelli senza fare fallo. Al rinvio dunque Frison, comincia a rumoreggiare in lamenti, sentite qualche fischio dalle gradinate per la formazione di Massimo Beghetto. Una sconfitta dalle conseguenze non facilmente prevedibili anche per Beghetto, quella di oggi, se dovesse essere alla fine una sconfitta. Beghetto che non ha ancora fatto un punto da allenatore del Vicenza che non vince da 13 partite. La palla è già uscita, la rimessa è del Padova. Un'involuzione pericolosa del Vicenza, che comunque ha messo in campo cuore e grinta, anche molta corsa nel secondo tempo. Il problema è proprio che fa una fatica micidiale a trovare la via della porta avversaria, a proprio liberare l'uomo al tiro, ed è lì il problema chiaro. Comunque, a parte Abbruscato, non ha grandi chance, grandi alternative Beghetto. Occhio a questo tentativo del Padova, da quella parte però fa buona guardia, mette in fallo di fondo Gianni. Calcio d'angolo per il Padova, secondo calcio d'angolo per il Padova contro i 5 del Vicenza. 42 minuti adesso, qualche striscione del Padova comincia ad agitarsi, non dico che si festeggi già in curva, però vedete Dalcanto che ha capito che ormai la grande impresa è un passo. Dopo 54 anni forse il Padova può tornare a festeggiare a Vicenza. Pallone calciato dalla bandierina dalla formazione di Alessandro Dalcanto, pallone basso però, troppo basso. Riparte il Vicenza con
questo tentativo sul quale però Bentivoglio va ad opporsi. Pinardi voleva la rimessa dal fondo, invece ancora il calcio d'angolo. Terzo corner per il Padova contro i 5 del Vicenza. Dalla bandierina Bentivoglio, attenzione in mezzo all'area Trevisan, che di testa ha fatto male spesso quest'anno. Arriva il pallone in mezzo, anticipato Cuffa da Paro, mette giù Bentivoglio, una finta, preferisce non crossare, amministra il possesso palla, poi la dà a Dramé, il cross è di Dramé, Paro di testa, lancio lungo di Pinardi, Paolucci alle prese con Elia Legati che lo ferma, c'è fallo però di Legati, calcio di punizione, Paolucci va alla caccia del pallone, Legati rischia di prendersi un giallo, l'arbitro chiede a tutti di stare calmi. 43 minuti adesso, siamo all'88esimo, mancano solo 2 minuti alla fine del derby, un derby che per il momento sta portandoselo a casa il Padova. D'esterno Gavazzi, siamo in area di rigore, la sponda fuori per Paro, la mette Paro da quella parte, prova ad allontanare, ce la fa Donati, è rimasto a terra un attaccante del Vicenza, l'azione prosegue comunque, altra palla buttata in mezzo, di testa Trevisan, controlla il Padova con Cuffa, sbaglia in qualche modo, poi recupera palla Donati che non bada troppo allo stile, la mette fuori, rimessa con le mani ancora per il Vicenza quando manca 1,5 al 90esimo. Ci saranno, io credo, dunque 5 cambi, fanno 2 minuti e mezzo più un infortunio, ci saranno 3 minuti, 4 minuti di recupero, sarebbero 3,5, 4 minuti di recupero per i 5 cambi e per un infortunio. Dramé sulla destra, Dramé, ancora Dramé che punta l'avversario, Gianni che lo aspetta senza fare fallo. Comincia tra poco l'ultimo minuto, aspettiamo anche l'indicazione del recupero per i 5 cambi e per l'infortunio di Martinelli al 16esimo. Mi aspetto 4 minuti di recupero che ci stanno tutti. Gavazzi va a cercare Paolucci al limite dell'area, da questa parte ancora il Vicenza che ci propone, Paolucci in posizione di ala destra, la mette lui, pallone in mezzo, occhio a Botta che può girarsi, Botta in piena area di rigore, prova a liberarsi il Vicenza, il Padova però raddoppia su tutti, arriva il cross in mezzo, occhio a Gavazzi, fermato all'ultimo da Bovo e calcio d'angolo. Boato della curva vicentina, sesto corner contro i 3 del Padova. Siamo nell'ultimo minuto, 44:30, con la forza della disperazione del Vicenza, almeno per evitare la sconfitta che sarebbe la quarta di fila e farebbe sprofondare il Vicenza in piena zona play-out. Tutti a saltare i giocatori biancorossi, arriva la palla in mezzo, grande mischia, Dramé di petto che sbaglia, allontana Donati, gran botta da fuori, ha provato Mustacchio, il pallone viene ribattuto. Siamo al 90esimo, occhio al quarto uomo che sta per alzare la lavagna luminosa, perso palla intanto il Vicenza. Aspettiamo di vedere se saranno 4 minuti, intanto il pallone va sull'esterno, sì sono 4 minuti, confermo, e dunque si va al 94esimo. Perfetto anche il recupero concesso dalla Terna che se l'è cavata molto bene stasera. Partita che durerà 94 minuti, comincia il primo dei 4, grande fermento sulle due curve, ci sono le urla dei tifosi del Padova che chiedono ai giocatori di da canto di uscire, di non farsi schiacciare. Il Padova è vicino alla grande impresa, dopo 54 anni di attesa potrebbe uscire dal Menti vittorioso, ma non è ancora finita. Guardate Beghetto che continua a passeggiare, a urlare ai suoi di crederci ancora. Siamo al 45,30, pallone sulla linea di centrocampo, lo colpisce di testa Donati, poi Ruopolo che ricaccia la palla lunga, occhio perché Dramé è tutto solo, se ne va Dramé, 2 contro 2, Dramé in aria, sfida Zanchi, ancora Dramé, lo salta Dramé, solo Dramé, resta in piedi Dramé, stava per cadere, non si lascia andare Dramé, cercava di concludere l'azione, non ce la fa, riparte il Vicenza. Saltati tutti gli schemi, 46esimo della ripresa, sbaglia però la formazione biancorossa, palla ancora di Bentivoglio, poi Cuffa che viene esteso, c'è fallo di Pinardi che è stanchissimo, calcio di punizione, giallo per Pinardi che ha anche i crampi ma non può essere sostituito. È stata una partita di grande generosità quella di Alex Pinardi che per questo fallo su Cuffa si becca il giallo al 92esimo minuto in corso. Il coro che sentite dei tifosi del Padova che hanno capito che ormai è quasi fatta. Padova dunque sta tornando quinto in classifica, intanto giallo per Alex Pinardi per il fallo che stiamo rivedendo. Il Padova dopo la vittoria di Brescia di 2 settimane fa porta a casa un altro successo esterno, potrebbe portare a casa un altro successo esterno dopo il Rigamonti di Brescia, un altro campo molto complicato, cioè il Menti di Vicenza, complicato diciamo anche per motivi storici perché da più di 50 anni il Padova non passava a Vicenza. Dunque Padova che si rilancia nella corsa al playoff e aspetta di ricevere il Crotone sabato all'Euganeo. Non è ancora finita perché c'è il pallone per Ruopolo che prova a girarsi, lancio dentro per Dramé, la palla è troppo lunga, recupera il pallone il portiere Frison. 47 minuti adesso, andiamo al 49esimo, ne mancano 2 di minuti alla fine. Frison effettua il lancio lungo, tutto il Padova dietro, allontana il pallone Renzetti, Gavazzi che ne ha ancora. Una partita strepitosa la sua, ma il resto della squadra non l'ha seguito a parte Pinardi. All'indietro Paro,
poi Zanchi che prepara il lancio lungo, Zanchi a cercare il compagno, prova a girarsi a Bruscato ancora per Gavazzi, se ne va Gavazzi di forza, lo aspetta Renzetti, l'ultimo a toccare Gavazzi, la palla è già uscita, rimessa dal fondo, sotto la curva del Vicenza la palla è uscita, Gavazzi stanchissimo, ha provato a tenere vivo un pallone difficile, 47-30, guardate Dal Canto che è praticamente in campo, il quarto uomo gli urla di stare al suo posto, Dal Canto e tutta la panchina del Padova sono in piedi in attesa solo del fischio finale. Padova che sta salendo a 53 punti, superando il Varese a 52, mancano 10 giornate alla fine, potrebbe essere un successo esterno fondamentale nella corsa al playoff, ripeto, perché da dietro stanno rinvenendo fortissimo Brescia che ha 49 punti e Sampa che di punti ne ha 48. Il Vicenza intanto sbaglia anche una rimessa laterale e concede il cambio di rimessa all'arbitro Pinzani. Siamo al 48esimo, quelli che sentite sono i cori, c'è una sciarpata e una sbandierata della curva del Padova che sta già festeggiando, ma non è ancora finita, il pallone lungo per Dramé, va sulla linea di fondo alla bandierina Dramé, aspetta di subire fallo, Dramé che cerca un rimpallo, poi la butta in mezzo, il pallone di Frison e quella che inizia è veramente l'ultima azione, 48-20. 40 secondi alla fine, l'ultima chance per il Vicenza, parte veloce Mustacchio, occhio perché là davanti c'è Bruscato che vuole palla, Mustacchio cerca invece Paro, 30 secondi alla fine dei 4 di recupero e l'ultima speranza per il Vicenza, Gavazzi la butta in mezzo, lì ci sono solo maglie del Padova che allontana, pallone per Allenius, sbaglia Allenius, la mette all'indietro, grande mischia, risolve, spazza via Trevisan che urla ad Allenius di stare più attento, 48-50, pallone nei piedi dei giocatori del Padova, è praticamente fatta con Dramé che gestisce questo possesso, Dramé che allarga per Allenius, 48-55, è finito anche l'ultimo di recupero, la palla è uscita, la rimessa laterale a favore del Padova, dopo 55 anni il Padova vince a Vicenza, la curva dei tifosi del Padova esplode, il Padova porta a casa altri 3 punti dopo il successo di Brescia, passa anche a Vicenza e condanna il Vicenza a un finale di campionato soffertissimo, la gioia dei tifosi biancorossi perché il Padova vince 1-0, decide il gol di Succi, era dal 58 che il Padova non espugnava il Menti, 54 anni dopo l'impresa riesce, addirittura 70 anni dopo l'ultima vittoria esterna in Serie B che risale al 1942, il Padova porta a casa i 3 punti, vince 1-0, gol di Davide Succi, se ne va Dal Canto, super spot per noi e poi torniamo per la chiusura. Eccoci ancora da Vicenza, è finito dunque il posticipo della 32esima, la curva del Padova dove stanno andando adesso i giocatori del Padova a salutare, la curva sta festeggiando la vittoria che è arrivata per 1-0, gol di Succi al 13esimo del primo tempo, con questo successo il Padova scavalca il Varese, torna in quinta posizione, 53 punti, più 4 sul Brescia, più 5 sulla Samp, una situazione che a 10 giornate dalla fine del campionato favorisce indubbiamente il Padova nella corsa al playoff, ancora non è deciso nulla, ma indubbiamente vedete la gioia dei tifosi del Padova che sanno perfettamente che questa è una vittoria importantissima. Adesso il Padova avrà in successione il Crotone in casa e poi 2 trasferte, prima a Livorno, poi a Castellammare, poi lo scontro diretto all'Euganeo contro il Pescara. In queste 4 partite si gioca moltissime chance la formazione di Alessandro Dal Canto. Il Vicenza invece deve cominciare a preoccuparsi in maniera piuttosto seria perché continua a non segnare la squadra di Beghetto che è arrivata alla 4ª partita di fila senza andare in gol, anche stasera non riesce a sbloccarsi. Tra poco vedremo gli highlights di questo match, intanto vi ricordo che è la 4ª partita consecutiva che il Vicenza chiude senza realizzare neanche un gol. Vicenza fermo al 4º posto della classifica alla pari dell'Ascoli. Questi i numeri anche del match, 25 minuti quasi 26 il possesso palla del Vicenza, 28 i minuti invece di possesso palla del Padova. Allora vediamo gli highlights prima di chiudere, highlights che raccontano di un primo tempo giocato dal Vicenza con un solo attaccante puro, cioè Bruscato, con Maiorino a sostegno, mentre Dal Canto sorprende un po' tutti lanciando dall'inizio Succi con Ruopolo al suo fianco, addirittura finisce in tribuna Cacia. Abbiamo visto la prima azione del Padova col fallo di Trevisan e qua invece la conclusione di Ambruscato con la parata del portiere Perin. Ambruscato che si è dato molto da fare, ma in effetti la difesa del Padova gli ha concesso molto poco. Questa è la conclusione e siamo 2 minuti prima del gol partita, la conclusione di Succi, pallone sul fondo, era l'11esimo del primo tempo. Succi che non segnava da dicembre 2010 dal match contro il Sassuolo, dunque dopo oltre un anno
È tornato al gol Davide Succi, in mezzo c'è stato un gravissimo infortunio, quello del Silvio Piola di Novara, che praticamente lo ha fermato per una stagione. Eccolo qua il gol di Succi sul colpo di testa di Gianni, tira di controbalzo Succi. Frison non si aspetta questa soluzione, la palla finisce in porta, è il gol che decide il derby. Rivediamo ancora il lancio lungo di Marcolini, colpo di testa di Gianni e poi il tocco d'astuzia, di precisione più che di potenza di Davide Succi. 1-0 dopo 13 minuti, l'esultanza della curva del Padova. Il Vicenza allora cerca il gol del pareggio, lo fa con questi cross che spiolano nell'area di rigore. Qua il tentativo però non porta esito, la palla che si perde sul fondo, il colpo di testa di Botta. Siamo al 24esimo del primo tempo. Rivediamo il cross di Gavazzi, il più generoso indubbiamente nel Vicenza insieme a Pinardi, ma tutto questo però non è bastato. Nel Padova una buona partita, al di là dell'uomo gol Succi, anche di tutti i centrocampisti, bene Bovo, bene Cufa, molto bene Bentivoglio, ma nessuno del Padova è andato sotto la sufficienza. Buona tenuta anche della difesa. Poi rivediamo il tentativo del solito Gavazzi con la palla che si perde fuori. Ci prova anche il Padova che cerca il 2-0, conclusione di Bovo che colpisce male, mette in curva. Eravamo al 28esimo del primo tempo. Ci prova anche con i tiri da lontano il Vicenza, qui la conclusione di Maiorino con palloni fuori. 37esimo e destro a lato di Maiorino. Nel secondo tempo poi verrà sostituito, al suo posto entrerà un attaccante puro come Paolucci, che però non riuscirà ad incidere. Prima dell'intervallo c'è ancora da vedere questa situazione con Botta protagonista, Botta che scarica sull'esterno, prova il cross bianco sul pallone toccato di testa da Martinelli, nessun problema per Perin. Martinelli che aveva dato il via all'azione, poi l'ha anche chiusa. Nel secondo tempo il Vicenza attacca con una certa determinazione, il Padova però si rende pericoloso di rimessa. Qui Ruopolo mette in aria un pallone importante con l'anticipo di Frison sul centrocampista Cuffa. Rivediamo il pallone per Cuffa, l'intervento del portiere del Vicenza. Vicenza che via via mette dentro Paolucci, Mustacchio e Paro, ma tutto questo non porta a nulla perché dietro il Padova non concede spazi ai biancorossi con l'intervento di Perin sul cross dalla sinistra. Lo rivediamo il traversone di Botta, l'uscita di Perin che ha sostituito bene anche oggi Pellizzoli. Ancora Vicenza che prova con questi palloni dalle fasce in mezzo all'area di rigore, Bruscato viene fermato, la palla esce dall'aria, buon giro palla che porta alla conclusione Gavazzi, grande parata stavolta di Perin, è la migliore palla gol del Vicenza con il suo uomo migliore. Gavazzi al 29esimo del secondo tempo, si oppone però Mattia Perin. Siamo nel finale, entra anche Paro, vi dicevo, oltre a Mustacchio, ma sono mosse che per il Vicenza non portano granché. Qua c'è una mischia dove si ostacolano a vicenda Bruscato e Gavazzi. Recupera palla Perin. Negli ultimi minuti il Vicenza attacca in massa in maniera veramente molto generosa, soffre dal canto, ma alla fine la vittoria è del Padova che sale dunque a 53 punti e dopo 54 anni torna ad espugnare lo stadio Menti. Vi ricordo dunque gli appuntamenti del prossimo turno: il Padova torna a giocare in casa contro il Crotone, mentre il Vicenza sarà a Bergamo contro l'Albino Leffe. È tutto per stasera dallo stadio Menti, grazie ai tecnici e agli operatori che hanno lavorato in questo posticipo che chiude la 32esima giornata. Da Antonio Nucera, grazie a tutti per l'attenzione. Il finale dunque a Vicenza 0, Padova 1. Gentili signore e signori, buonasera. Sterchele e a Isola Vicentina sulla statale Pereschio e a Olmo